Irene Catarella ha intervistato Roberta Torre, nuova direttrice artistica del Teatro Pirandello di Agrigento, organizzatrice della bellissima stagione teatrale appena inaugurata. Abbiamo la grande gioia di avere qui con noi la nuova direttrice artistica del Teatro Pirandello di Agrigento, che non ha bisogno di presentazioni. Beh, oddio. Roberta Torre, Presentatemi. una donna dalle capacità artistiche poliedriche, regista, attrice, hai ricevuto il Nastro d'Argento, il David di Donatello Vero. come miglior regista esordiente, è vero? Verissimo, confermo tutto. E poi chi è che non conosce Il Tano da morire, la tua grande opera, che è veramente per la prima volta un musical sulla mafia, Sì. alla Vucciria a Palermo, Mamma mia. Roberta, queste sono Che cose meraviglia, straordinarie. che meraviglia. E poi la prima donna che ha curato un'opera al Teatro Greco di Siracusa, Gli è uccelli, vero? Gli uccelli nel sì. 2012. Meravigliosa, un'esperienza straordinaria. Esatto, stupenda. però non finisce qui, No. perché tu sei anche autrice di opere particolari, come per esempio Insanamente Riccardo III. È vero, sei stata verissimo. straordinaria nel come hai messo insieme artisti professionisti e malati psichiatrici, ci hai fatto un'opera veramente di Siamo grande andati al tessitura. Piccolo Teatro a Milano. Lo Ecco, so, questo anche è stato perché- anche un viaggio lunghissimo che abbiamo fatto. Anche perché tu sei originaria di Milano, Sì, abiti a Siena, assolutamente. ma hai la Sicilia nel cuore. Che cos'è per te la Sempre. Sicilia? Ma la Sicilia è stata la mia nascita artistica innanzitutto ed è un pezzo del mio cuore. Si può dire che io sono divisa in due, nord e sud, insomma ogni volta che la Sicilia chiama io non posso che correre. Sono le mie sirene di Ulisse, diciamo, la Sicilia. Anche se io insomma come Ulisse. Dove tu costruisci Però, e appunto sì. porti sapienza e bellezza. E a Beh. proposito di questo, la domanda canonica, ma che cos'è per te essere la direttrice artistica del Teatro Pirandello nella terra di Pirandello? Beh, è un onore enorme, un'emozione straordinaria e devo dire che la prima volta che ho messo piede in questo teatro sono rimasta folgorata dalla bellezza e ho detto va bene, faccio questa cosa meravigliosa che, come dire, il destino, la fortuna mi ha chiesto di fare, quindi molto volentieri. Mi La sono buttata provvidenza la anche. provvidenza, E tu che sei bravissima, hai detto milanese una parola manzoniana devi essere, giustissima, oltre che pirandelliana. provvidenza, la provvidenza. Pirandelliana artisticamente parlando, ma Esatto. manzoniana di natura. E che la provvidenza mi accompagni allora in tutta la stagione, in tutto questo viaggio meraviglioso al Teatro Pirandello. A proposito della stagione, vogliamo sapere se c'è un filo conduttore che ti ha fatto scegliere questi spettacoli così diversi tra di loro. Da Allora- Vasame a Otello, a Christmas Carol, ora stasera prima fase perché oggi inauguriamo la Esatto. stagione del Teatro Pirandello 2025-2026. Allora, diciamo che intanto il sottotitolo della stagione è Sogni e storie. Mi piaceva mettere insieme questi due aspetti, uno un pochino più realista, realistico come le storie, che poi ovviamente a teatro conducono tutto, e l'altro invece il discorso del sogno, perché il sogno guida sempre ogni cosa e noi siamo fatti di sogni in qualche modo, non lo dico solo io, non lo diceva anche un grande drammaturgo. Quindi insomma il sogni e storie è stato il filo conduttore di tutto e per onore di, come dire, di realismo devo anche dire che molti degli spettacoli erano comunque in qualche modo quando io sono arrivata a giugno, per cui la precedente direzione in qualche modo aveva già imbastito una stagione. Ci siamo confrontati, abbiamo trovato un filo conduttore insieme e abbiamo concepito questa stagione appunto che penso che sarà notevolissima. Già si vede dai titoli e Sì, dai penso dai di sì. registi, Penso dagli di sì, attori. penso Ora di sì. però vogliamo che tu devi dire ai nostri telespettatori, alle nostre telespettatrici, perché è importante venire a teatro. Ma è importante venire a teatro? Allora, intanto perché il teatro è la casa di tutti quanti i cittadini di Agrigento e di ogni città, il teatro della città, quando ce ne sono di più, tutti i teatri, ma in questo caso il Teatro Pirandello è la casa dei cittadini di Agrigento, e quindi in questo luogo sono, come dire, abitano anche delle storie che ancora devono essere scoperte e credo che il fatto di venire a conoscere quelle che vengono messe in scena dai vari drammaturghi che avranno anche asilo in questa stagione possa aprire come dire, delle strade nuove anche nella mente vero. delle persone, no? Il cinema è una cosa, il teatro è un'altra cosa, ma il teatro è sempre anche una possibilità di sguardo nei confronti della realtà e anche del passato, della memoria, dei ricordi e anche del futuro.
Assolutamente, sempre con un respiro internazionale. Assolutamente. Perché ho visto che proprio il tuo cartello è un respiro internazionale. Assolutamente. Grazie Roberta, Grazie siamo a onorati voi, di averti grazie come a voi. direttrice artistica, una donna della tua caratura. Grazie. E niente, ti auguriamo veramente una stagione straordinaria. Grazie cara, con la Grazie nostra mille. meravigliosa. Venere, emblema della bellezza delle Ecco, donne, e qui dentro e eravamo. fuori. Grazie.